Amici telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con 30 Minuti SPI, l'appuntamento prodotto in collaborazione con lo SPI della CGIL del Friuli Venezia Giulia, il sindacato dei pensionati, ed oggi faremo un'altra fotografia demografica di quella che è la situazione nella nostra regione, anche parametrandola a quello che invece è il dato nazionale, e vedremo più in particolare il dato delle persone non autosufficienti, quindi quelle che necessitano di assistenza, e com'è la situazione in Friuli Venezia Giulia. Con noi in studio torna a trovarci Renato Bressan, segretario generale dello SPI CGIL del Friuli Venezia Giulia. Bressan, ben ritrovato. Un saluto a lei e a tutti i telespettatori. Ma oggi abbiamo il piacere di ospitare con noi in studio la segretaria generale dello SPI CGIL nazionale, Tania Sacchetti. Grazie per l'invito. Grazie, buongiorno. Allora Bressan, partiamo di nuovo con questa fotografia demografica che in parte abbiamo già fatto in altri appuntamenti di 30 Minuti SPI, ma andiamo di nuovo a vedere che cosa succede nella nostra regione per quanto riguarda la popolazione over 65, quando si comincia a parlare di un'età, di una terza età, mettiamola così. Sì, se guardiamo, come dire, la slide relativa a quelli che sono gli anziani in Friuli Venezia Giulia, e cioè i cosiddetti over 65, intanto la prima cosa che notiamo è che, come dire, abbiamo avuto una crescita esponenziale della popolazione anziana. Come avevamo visto nelle volte scorse, noi abbiamo sostanzialmente una diminuzione della popolazione complessiva, soprattutto per effetto, come sappiamo, della denatalità. Ma la popolazione anziana, come avevamo detto, cresce, e cresce anche, come dire, parecchio. Dai 254.000 di poco più di 20 anni fa, del 2002, siamo passati praticamente a 324.000 attuali, con una previsione ulteriore di crescita tra 10 anni a 360.000, 367.000, come dire, anziani. Ora è chiaro che questa crescita accompagna per sé anche una maggiore domanda sanitaria e sociosanitaria che, come sappiamo, per le categorie RUB, quelle categorie che mettono insieme il rapporto sostanzialmente delle fasce di popolazione con la domanda sanitaria e sociosanitaria, noi, come dire, nella parte più alta di queste categorie sappiamo, come dire, che c'è una concentrazione maggiore della spesa sanitaria e sociosanitaria. Ed è la ragione per la quale noi chiediamo che ci sia da parte degli enti pubblici, sia della Regione per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, ma anche a livello nazionale, di cui poi la nostra segretaria generale sicuramente ci dirà, come dire, chiediamo che vi siano maggiori risorse di intervento per questa popolazione, soprattutto per l'area della non autosufficienza, che lì in particolar modo si concentra, e soprattutto anche perché il sistema in sé, come dire, sia il più adeguato possibile, come dire, rispetto alla presa in carico di queste persone. Intanto possiamo dire una cosa, che nella nostra regione c'è una percentuale più alta rispetto a quella che invece è la situazione in Italia, perché se andiamo a vedere il dato nazionale è del 24,3%, quindi ci spostiamo sulla slide successiva che poi le lascio commentare. Il dato, insomma, si commenta da solo, c'è una percentuale più bassa, questo vuol dire che dalle nostre parti c'è anche un'esigenza più alta, evidentemente, no? Per quanto riguarda la domanda di assistenza da parte delle persone che hanno bisogno, tra gli over 65, poi vedremo anche delle età più avanzate, hanno bisogno di essere supportate nella loro vita quotidiana. Sì, come abbiamo visto, come vediamo, noi abbiamo una percentuale di over 65 a livello nazionale del 24,3% rispetto alla popolazione complessiva, e sono milioni però di persone, cioè noi anche qui, come dire, abbiamo avuto una crescita dal 2002 ad oggi esponenziale, e anche qui, come vediamo, nel 2034 arriveremo a oltre 17 milioni di persone della popolazione anziana, e ripeto, rispetto a una popolazione che complessivamente continua a diminuire. Ora è chiaro che
Il dato del 24,3% vuol dire che abbiamo 1 su 4, come dire, che riguarda la fascia degli anziani, ma in Friuli Venezia Giulia effettivamente sappiamo che è la seconda regione, come dire, più anziana da questo punto di vista d'Italia, ed è, come dire, una regione che ha maggiori necessità, ripeto, di assistenza sanitaria e sociosanitaria, ed è uno dei motivi per i quali ogni tanto diciamo anche alla regione, quando facciamo i confronti, che ci dicono ma noi, come dire, mettiamo delle risorse a disposizione, e noi diciamo non bastano, perché qui c'è una popolazione che è più anziana che altrove, quindi qui abbiamo bisogno di maggiori risorse, ci mancherebbe altro. Ecco, quindi, come dire, questo impatto sul sistema sanitario è un impatto notevole, insomma. Volevo chiedere alla segretaria Sacchetti, il fatto che poi ci siano delle differenze tra regione e regione impone che in ogni caso ci sia da una parte come dire, un intervento a livello generale nazionale su questi temi affinché tutti abbiano l'assistenza di cui hanno bisogno, però che ci sia anche a livello regionale una capacità di intervenire dove è necessario diversamente quando abbiamo dei numeri più elevati, come è il caso del Friuli Venezia Giulia. Poi non so se in altre regioni ci sono delle situazioni simili a questa del nostro territorio. Ma intanto bisogna dire che, come veniva sottolineato, questo è un fenomeno che in Italia sta assumendo proporzioni molto grandi, è un fenomeno economico, un fenomeno sociale. Io penso debba essere considerato un fenomeno politico la trasformazione demografica della nostra società. Nel 2050 si stima che gli ultra 65enni siano quasi il 34-35% della popolazione, di questo 34% il 14% avrà più di 80 anni. Già oggi nel nostro paese le donne che hanno più di 84 anni sono di più delle bambine di 1 anno, quindi la tendenza alla longevità, che è anche una grande e straordinaria opportunità ed è anche figlia del miglioramento delle condizioni di vita, è un tratto che noi dovremmo affrontare in maniera strutturale. Proprio per questo lo SPI-CGIL, i sindacati dei pensionati, le organizzazioni sindacali si sono battute negli anni scorsi proprio per avere uno strumento nazionale, la legge sulla non autosufficienza, perché fino ad allora le politiche erano sostanzialmente affidate quasi totalmente ai livelli regionali delle risposte e ai livelli comunali. Cioè noi abbiamo un sistema che ha una, diciamo, dotazione economica di sostegno alle famiglie, che è l'assegno di accompagnamento, che è erogata nazionalmente dall'INPS, poi abbiamo le politiche sanitarie che sono gestite dalle regioni e molte delle politiche sociosanitarie, tra queste anche le strutture residenziali, sono definite dai comuni. Noi abbiamo bisogno di dare organicità e soprattutto di rendere alcune risposte un livello essenziale di prestazione. Per evitare che ci siano delle differenze di trattamento dovute a situazioni delle quali parliamo spesso, cioè ci sono delle regioni più ricche, delle regioni più povere, dei comuni che hanno più disponibilità, dei comuni che ne hanno meno, dunque magari senza un intervento nazionale si rischia che l'anziano in Friuli Venezia Giulia, in Veneto o in altre regioni dove c'è una situazione sicuramente migliore rispetto ad altri di altre zone del paese possano essere trattati diversamente. Allora, su questo tema, diciamo così, le politiche del nostro paese sono arretrate, quindi diciamo ci sono regioni dove le persone hanno un po' più di opportunità ma non le risposte sufficienti per il problema. Sicuramente per noi serve una risposta a carattere nazionale proprio perché deve essere un diritto vivere con dignità una fase di non autosufficienza che può anche essere molto prolungata negli anni e deve essere anche un'opportunità non lasciare che questo tema sia gestito in modo privato dalle singole famiglie e dai singoli nuclei familiari. Poi naturalmente ci sono regioni che hanno, diciamo così, indici di innalzamento dell'età di longevità più diversi e maggiori di altre regioni e sicuramente in queste regioni l'implementazione delle risposte può essere importante. Noi abbiamo oggi una legge, la legge 33 sulla non autosufficienza, che dopo molti anni il governo Draghi ha applicato, ma è una legge che sostanzialmente non è accompagnata dalle adeguate risorse per dare le gambe a quegli strumenti. Bressano, andiamo avanti con la fotografia demografica perché poi sì, abbiamo parlato degli over 65, abbiamo fatto un accenno al fatto che c'è poi una percentuale di anziani che va addirittura oltre gli 85 anni e quindi andiamola a vedere questa fotografia, cosa succede prima in Italia e poi nella nostra regione. Questo è il quadro nazionale. Bressano.
Sì, qui vediamo sostanzialmente che gli over 85 passano anche qui da 1.200.000 persone ai 2,3 milioni attuali nel giro di un ventennio, cioè praticamente sono raddoppiati, e la previsione di crescita è che arriveremo vicino ai 3 milioni tra una decina d'anni. Ora, noi diciamo sempre che le tendenze bisogna guardarle, perché quando si fanno le previsioni di spesa, per l'appunto si chiamano previsioni, cioè devi prevedere prima quello che succederà dopo. La demografia in questo ci aiuta molto perché, come si dice, la demografia è una scienza esatta. Se io ho 100 persone oggi che hanno 20 anni, tra 20 anni so che quelle 100 persone ne avranno 40. Cioè, quindi, come dire, non è ma chissà cosa succederà. No, sai che succederà quella roba lì, e se succede quella roba lì, siccome sai anche che gli studi ormai fatti a livello nazionale e internazionale della comunità medico-scientifica ti dicono che oltre quella soglia d'età lì si concentrano le patologie croniche che portano alla non autosufficienza, allora devi attrezzarti prima. Quindi questa è la ragione per la quale, ad esempio, come diceva la segretaria, sulla legge 33 sulla non autosufficienza prevede tutta una serie di decreti attuativi che sono in forte ritardo, ed è una legge sì che è stata scritta dopo tanti anni che lo chiedevamo, ma è vuota dal punto di vista economico, e quello che diciamo al governo è che invece la devono riempire di contenuti economici, perché scrivere una legge senza contenuto economico è come non avere la legge. Beh, senza soldi non si fa nulla, naturalmente. Bisogna... purtroppo sì, se non ci sono 2 euro che girano sul tavolo, come dire, stiamo solo a chiacchiere. È difficile fare queste cose. Ma al di là dei soldi poi c'è anche un tema che è quello della formazione, evidentemente, di quelle professioni che devono essere poi, che sono fondamentali e che devono essere adeguatamente formate e quindi aiutate a entrare in questo mondo del lavoro nel numero sufficiente affinché non ci si trovi nel 2034 senza operatori sociosanitari o altre figure che danno assistenza, vero segretaria? Sì, noi parliamo spesso, diciamo così, del paradosso della cura, no? La cura è la cosa più importante che c'è, perché se non abbiamo il diritto alla salute e il benessere, tutto il resto rischia di essere pregiudicato. Però il settore della cura, sia in termini lavorativi, cioè di riconoscimento professionale in chi ci lavora, sia dal punto di vista appunto della gestione della problematica dal punto di vista delle famiglie, è uno dei più svalorizzati oggettivamente, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale. Quindi dobbiamo fare un grande investimento per riconoscere salari dignitosi, condizioni di lavoro dignitose alle persone che stanno nel lavoro di cura, ma anche un percorso per aiutare i familiari, i caregiver, che sono la parte preponderante delle persone che stanno con i non autosufficienti, e sia immaginarci un'organizzazione della risposta sociosanitaria molto diversa da quella che c'è oggi. Veniva detto dal segretario, sono molto d'accordo, si tratta anche di spostare un po' l'ottica dell'investimento dall'acuzie, cioè dagli ospedali, no? Che sono il luogo dove si curano i problemi acuti, appunto, al territorio, che è invece il luogo dove si prendono in carica queste fragilità e queste cronicità che saranno oggettivamente uno dei grandi temi da affrontare dal punto di vista della salute nel futuro. Dei 3 milioni di non autosufficienti che oggi abbiamo in Italia, noi dobbiamo considerare che un po' meno di 300.000 sono istituzionalizzati, cioè stanno dentro una residenza, le case protette piuttosto che strutture analoghe. Più di 1 milione hanno un assistente familiare, una badante in famiglia. Anche per queste professionalità noi abbiamo bisogno di dare strumenti alle famiglie e anche alle assistenti familiari per sentirsi parte di un processo di presa in carico complessivo. Vediamo la situazione in Friuli Venezia Giulia, Bressanna. Anche in questo caso possiamo dire che ce ne sono più che in altre regioni d'Italia, di over 85. Vediamo qual è il numero. Sì, ovviamente è chiaro, come dire, che la stratificazione demografica segue quella che abbiamo visto prima, quindi ci troviamo oggi ad avere 55.000 over 85, ricordo che nella nostra regione abbiamo poco meno di 1.200.000 abitanti, e anche qui, come si vede, la crescita è una crescita esponenziale e arriveremo ad averne oltre 68.000 tra una decina d'anni. Ripeto, in questa fascia
si concentrano soprattutto le patologie croniche, quindi quello che noi stiamo chiedendo anche alla Regione, anche con l'ultimo incontro che abbiamo avuto recentemente con l'assessore Riccardi, come dire, è proprio di avere un'attenzione particolare, come diceva la segretaria, la presa in carico di queste persone, e che quindi vuol dire per noi, come dire, domiciliarità, cura a domicilio, cioè nel luogo dove in qualche modo quella persona, come dire, mantiene i suoi affetti, mantiene la sua relazione sociale, il contesto che gli vive attorno, nel quale quella persona si riconosce, esprime la sua, come dire, soggettività. Perché istituzionalizzare le persone, certo che ad un certo momento sappiamo che è necessario, ma bisogna cercare di fare in modo di ritardare il più possibile l'istituzionalizzazione di quelle persone lì. Per fare questo, come dire, bisogna che la medicina di territorio, la presa in carico sul territorio si adegui, come dire, alle nuove sfide e a una nuova popolazione che avrà maggiori necessità nel prossimo futuro. E che non lo faccia solo nella gestione del momento, ma anche con una visione futura, cioè certo, andando a leggere questi dati e capendo che nel 34 qui ci saranno quasi 70.000 over 75 e quindi che necessiteranno di essere assistiti nel miglior modo possibile, naturalmente. Andiamo a vedere un'altra slide molto interessante, perché si fa un paragone tra il Friuli Venezia Giulia del 1952 e quello del 2024, come sono i rapporti fra maschi e femmine, le età che abbiamo in queste fasce in questi anni, dal 52, nel 52 e nel 2024. Bressano, cosa leggiamo da questi due grafici? Sì, noi facciamo vedere ogni tanto questi grafici. Queste sono strutture sociali, diciamo, ecco. E quindi lì possiamo vedere, partendo dal basso, com'era la popolazione giovane tra 0 e 14 anni, che chiamiamo infanzia e adolescenza, e come vediamo rispetto, come dire, al 2024, nel 1952 avevamo una popolazione molto giovane e soprattutto era concentrata in quella che noi chiamiamo la forza lavoro. E la popolazione anziana, se voi vedete oltre gli 85 anni, cosiddetti grandi anziani, nel 1952 praticamente quasi non c'erano, cioè ci sono queste due sottilissime linee che dimostrava sostanzialmente che avevamo per davvero una popolazione anziana molto ridotta. Diciamo che questo è, come ricordava prima la segretaria Scacchetti, è una opportunità. Il fatto che nel 2024 ce ne sono di più va bene, perché vuol dire che si vive di più e quindi la vita è migliorata. Questo sicuramente è vero. Per evitare di far passare il concetto che magari ci lamentiamo, no, che ci sono, che si vive di più. È una battuta, io ricordo sempre che l'Italia è il secondo paese più longevo al mondo dopo il Giappone, quindi, come dire, sappiamo di cosa stiamo parlando, ecco, e delle conseguenze. Per fortuna, come dire, l'aspettativa di vita è aumentata, ma il problema vero è la qualità che bisogna accompagnare all'aspettativa di vita. E come abbiamo visto nel secondo grafico, quello del Friuli Venezia Giulia, oggi, come dire, sono aumentati molto gli anziani, ma il problema vero sta sotto, e cioè che è diminuita moltissimo, come dire, la fascia giovanile. E quindi il problema non è tanto sopra, va benissimo, anzi ci auguriamo di poter vivere ancora più a lungo, ma il problema vero è la tenuta sociale, e cioè della spesa che bisogna garantire per la parte sopra di quella piramide, che viene in qualche maniera garantita dalla parte che sta sotto, ed è quella che si assottiglia, per il quale, come dire, viene a mancare quello che è il ricambio della popolazione utile, come dire, a mantenere il welfare state, e quello che riguarda invece l'assistenza sociale agli anziani, in particolar modo per le ragioni che abbiamo detto prima, ma anche alla popolazione complessiva. Insomma, ecco, io penso che i bambini sia giusto che continuino ad andare a scuola, voglio dire, ecco, non è che dico togliamo le scuole per gli anziani, ma per riuscirci noi dovremo affrontare soprattutto la parte sotto. Vuole aggiungere qualcosa, segretaria, rispetto a questi dati, anche su quello che avviene? La fotografia immagino che sia sovrapponibile a quella nazionale in questo caso. È sovrapponibile a quella nazionale. Il tema è quello che veniva ricordato, cioè bisogna avere la lungimiranza della programmazione, cioè immaginarsi che noi vivremo e viviamo in una società molto diversa da quella di 30-40 anni fa, che ha bisogno di cose diverse. Non ci sono solo i cambiamenti delle tendenze demografiche, ma ci sono anche i cambiamenti sociali che hanno cambiato
accompagnato questa trasformazione. Noi oggi abbiamo nuclei familiari molto più ridotti, abbiamo molte più persone che vivono da sole e grandi anziani che vivono ancora da soli, quindi anche immaginarsi soluzioni nuove, noi pensiamo al co-housing, a strutture di prossimità, cioè a luoghi di comunità dove quelle fragilità si sentano anche un po' meno fragili perché sono accompagnate e sostenute da un sistema. Questo aiuta, probabilmente aiuta anche una discussione sociale, politica, insomma, a valutare l'innalzamento dell'età anche come una grande opportunità, come effettivamente è. Parliamo adesso dei caregiver, abbiamo un'altra diapositiva, un'altra slide in cui mostriamo e commentiamo con lei, Bressan, questo dato dei potenziali caregiver. Cosa significa intanto potenziali caregiver? Allora, questo è un rapporto, è un indice che viene utilizzato a livello internazionale, che mette in rapporto una fascia di popolazione che va tra i 50 e i 74 anni con quella oltre gli 85 anni. Ora lì, se guardiamo, il rapporto nel 1992 era 28,8, cioè cosa vuol dire? C'erano quasi 29 persone che potenzialmente potevano prendersi in carico e assistere un grande anziano oltre gli 85 anni. Questo rapporto è diminuito drasticamente e oggi è al 6,3. Questo è un effetto anche in questo caso come dire, da un lato dell'invecchiamento che aumenta e quindi aumentano anche quelli che prima potevano da più giovani aiutare quelli più anziani, diventano vecchi anche loro e quindi... certo. Poi tenete conto di una cosa, che questo rapporto, che ripeto è un indice che viene utilizzato a livello internazionale, arriva da 50 a 74, ma molto spesso a 74 non sei più in grado di fare assistenza, quindi noi ovviamente lo prendiamo per quello che viene come dire, rendicontato dalle statistiche internazionali, però faccio notare che dentro lì ci sono già gli anziani over 65 in quel rapporto lì, quindi in buona sostanza, come dire, quel rapporto certo esiste, c'è, ma già così, come dire, a 6,3 vuol dire che noi abbiamo ridotto di gran lunga, come dire, le persone che potevano farsi carico di assistere un grande anziano, ed è la ragione per la quale... Si intendeva comunque di caregiver in ambito familiare. E perché faccio questa domanda? Perché magari questo ci può far arrivare al punto in cui quel gap che c'è tra il 6,3 che troviamo adesso e quel 28,8 ideale che era di qualche anno fa deve essere colmato come? Con delle professioni. Corretto? Sì, quello che noi vogliamo evidenziare è che questo differenziale qua va coperto, come dice lei esattamente, con un sistema sanitario e sociosanitario, con quella medicina a domicilio, professionisti e con un tessuto appunto che sappia, con un tessuto e con le professioni adeguate, perché ormai la famiglia, che peraltro come sappiamo ancora anni fa si caricava, come dire, dei grandi anziani, ed erano soprattutto le donne e le figlie che si occupavano, giusto per essere corretti, come dire, ormai non ce la fanno più, hanno bisogno di assistenza sanitaria sul territorio, ed è la ragione per la quale noi, anche rispetto alla legge 33, il DM 77 di cui abbiamo discusso l'altra volta, chiediamo alla nostra regione, oltre che a livello nazionale, che siano effettivamente implementato questo sistema, perché oggi registriamo fortissimi ritardi sul tema. Allora, ancora qualche minuto da trascorrere insieme a voi che ci seguite a casa e ai nostri ospiti per parlare di questi temi, e ancora con il supporto di diapositive. Ne abbiamo altre che riguardano sempre fotografie di carattere demografico. Qui abbiamo un indice di invecchiamento nel Friuli Venezia Giulia, Bressan, che è cresciuto? È cresciuto moltissimo, come vediamo nel 92 era pari a 169, cosa vuol dire in buona sostanza? Che c'erano già allora 169 anziani ogni 100 giovani. Ecco, nel 2024 oggi, come dire, siamo a 244. Nel 34 saremo a 308, cioè avremo 3 anziani e un giovane. Ora su questo potremmo riaprire, come abbiamo fatto l'altra volta, una discussione sulle ragioni per le quali i giovani se ne vanno molto spesso dal nostro paese. Parliamo di over 65, giusto? Che quindi comprendono anche quelli certo, over questo 85. È il rapporto over 65 con la popolazione giovane. Ecco,
Cioè dire che in qualche modo noi avremo 3 anziani in rapporto, come dire, a un giovane, vuol dire che stiamo caricando su quel giovane il supporto economico e sociale, eccetera, per 3 anziani. Se non c'è un sistema statale e regionale che supporta questo peso, beh, non sorprendiamoci che i giovani se ne vanno via. In pratica nel 34 si ribalterà la situazione attuale, se non ricordo male i dati di prima, ora siamo un anziano per 4 giovani, avremo, cioè su 4 oggi siamo con un anziano e 3 giovani, nel 34 avremo l'inverso. No, oggi siamo sostanzialmente a 2 anziani e mezzo ogni giovane, arriveremo a 3 anziani ogni giovane. E quindi la situazione inevitabilmente dovrà essere affrontata in maniera diversa. E passiamo alle altre 2 diapositive dove abbiamo il dato degli non autosufficienti in Italia. Vengo da lei, Scacchetti, siamo quasi a 3 milioni. Sì, siamo a 3 milioni su una popolazione anziana che sta intorno ai 14-15, che crescerà. E come dicevamo prima, la maggior parte di queste persone non autosufficienti, diciamo, si risolve la questione della non autosufficienza nel proprio nucleo familiare o con un rapporto di lavoro con gli assistenti familiari, molto dei quali anche lavoro sommerso e non riconosciuto, o appunto attraverso i familiari. C'è anche un problema, diciamo, di natura economica e di qualità dello sviluppo. La maggior parte dei caregiver e degli assistenti familiari sono donne che spesso sono costrette alla scelta fra il lavoro di cura e il lavoro retribuito. Questo ha effetti, diciamo, moltiplicatori anche sulle condizioni economiche del paese, perché naturalmente queste persone avranno pensioni basse, perché hanno carriere contributive ridotte, e quindi noi rischiamo di stare producendo, diciamo così, una società di persone anziane, ma anche anziane fragili, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale. Queste sono le ragioni per cui noi abbiamo sempre considerato questo pezzo dell'economia, cioè la cura, come uno straordinario volano di crescita, intanto di riconoscimento di benessere collettivo, perché non è solo la risposta appunto al singolo individuo e alla sua dignità, che è la base di ogni politica, ma è proprio la risposta alla prospettiva di crescita di un paese. In questo pezzo di economia c'è un grande valore aggiunto per il paese. Insomma, noi ci siamo abituati purtroppo a pensare alla produzione come solo alle cose materiali che si producono, no? Insomma, quindi ha una immediatezza, diciamo, del riscontro. Invece nella cura, nel benessere e nella condizione sociale si determinerà gran parte, io penso, della qualità del benessere delle società future. Quindi questo dato di 3 milioni va preso non solo dal punto di vista numerico, ma dal punto di vista dell'impatto sociale che la crescita della non autosufficienza determina sulla collettività. Beh, Bressani, in generale possiamo dire che il discorso si può fare per i 38.000 della nostra regione non autosufficienti. Se i numeri sono diversi tra regioni e regioni e rispetto alla media nazionale e la nostra regione, quel che però è uguale è il modo di doverla affrontare questa situazione, da qui non si scappa. Sì, abbiamo 38.000 non autosufficienti, questi sono i dati che fornisce l'INPS e l'Istat, quindi 38.000 e qualcosa sono le indennità di accompagnamento che vengono erogate a chi non è in grado di deambulare, per capirci, ecco, e quindi ha bisogno di un accompagnamento, di essere assistito. È un dato in linea, in percentuale a quella che è la media nazionale, è un dato continuamente in crescita per le ragioni che abbiamo visto prima e mi preme sottolineare, lei ha fatto un accenno, io lo sottolineo, nella prima trasmissione abbiamo parlato di qual è la capacità di reddito degli anziani, delle pensioni presenti anche nella nostra regione. E come avevamo visto, il 50%, qualcosina in più, delle pensioni in essere in Friuli Venezia Giulia non supera i 1.000 euro lordi al mese, quindi parliamo di 700 euro netti. È del tutto evidente che 700 euro netti per metà della popolazione pensionistica, nel momento in cui si trova in quelle condizioni lì, come dire, non è in grado nemmeno di essere istituzionalizzato, nemmeno di entrare in una casa di riposo, anche se ha l'indennità di accompagnamento, perché sappiamo quali sono i costi di una retta di una casa di riposo che
e arriva tranquillamente a 3.000 euro al mese. Quindi è chiaro che stiamo chiedendo a queste persone intanto di rimanere a domicilio perché non sono in grado di portarli all'interno di una struttura residenziale, ma stiamo chiedendo anche un grande sacrificio alle famiglie che devono in qualche maniera assistere queste persone che sono i loro cari, lì ci sono i loro affetti, e spesso queste persone sono lavoratori che magari sono lavoratori pure precari, e cioè che hanno una discontinuità lavorativa, che vuol dire anche discontinuità contributiva, ed è chiaro, come dire, che noi per davvero abbiamo una società troppo carica di questi problemi. Se non se ne fa carico la collettività attraverso una fiscalità generale, diventa complicato per le famiglie far fronte a problemi di questa natura. Siamo giunti al termine di questo spazio, di questa puntata. Ci ritroveremo naturalmente fra 2 settimane per parlare ancora di questi e di altri temi. Grazie a Renato Bressan, che è segretario generale dello SPI CGIL FVG, e grazie a Tania Scacchetti, che invece è la segretaria generale dello SPI CGIL nazionale. Grazie a voi. E grazie a voi per averci seguito.